se faccio un sondaggio e vi chiedo un parere, dopo io faccio esattamente quello che la maggioranza chiede. Volete che prenda e vada in Islanda? È vicino a Padova, all'Islanda. Ci siamo fermati qui un attimo a Padova. C'è Sant'Antonio e Sant'Antonio ti aiuterà a trovare marito. Sì, si chiama bussola. Eccolo qua, si apre, si mette con la testa lì in giù. Quando l'hai trovato lo rimetti la testa in su. Fermo qua. Perché? Perché qua arriverà sicuramente un uomo a prendere le mutande qua e sarà quello giusto. Ci sarà, ok? Aspetterà. Ho aspettato un po', mi hanno guardato in tanti, ma nessuno no. Stavo impostando il navigatore per andare in Islanda. Quanto tempo ci mettiamo? Questo qua è un errore, aspetta. È molto lontano l'Islanda. Lontanissimo. Guarda che loro se lo aspettano, Cosa ci inventiamo? non so. Però molti invece lo tengono per fare un desiderio. Dammi un attimo Sant'Antonio per piacere. Io ho chiesto una roba più semplice. Canale a manager, ad andare in Islanda e non sa come fare. Modo che facciamo venire con altri in scambatura, che modo posti liberi. Scampa! Siamo all'interno del nostro van. Hanno segnato allerta rossa per il vento. Chiuderanno le strade. Oggi rimarremo qua. Ma qua è caldo qua. Questo venticello, approfittiamo, dai. Andiamo lassù. Dov'è? Zoom, dove sono quelli? Accanto a te, viaggiando contro vento. Apri tutte le porte. Cosa fai, Manager? Mi sto... Ci sono altre urgenze, fai vedere. Adesso noi andremo fuori a fare la gara internazionale di corsa con i sacchetti delle scoazze. Run. Presentiamo un po' i nostri compagni di viaggio. Francesco, Andrea, Giulia, Lisa, Pino, Manuel, ciao. Ania, belli come il sole. Cosa fai ancora qua dentro? C'è l'aurora boreale, curi. Dove? What a wonderful world. Mamma mia. Che palle. Questo qua, tira. Vai. Tira. Unbelievable. Un'altra volta? Sì, e dopo andiamo. Ok, 3, 2, 1. Dimmi cosa c'è, le vedo scendere, sono rapide, chiuse nell'iride che scalerò. Manager! Vuoi bene un tè caldo? Ti porto in dono un raggio di sole per te, un raggio di sole per te. Apri le braccia, gira. Ancora, adesso toccati i capelli, ok? Lancia i capelli in aria, brava. Adesso passeggia tenendo i capelli in aria, brava così. Adesso apri le braccia, brava. Siamo al ghiacciaio più grande d'Islanda. Ma sapete perché l'Islanda si chiama Islanda? Come si dice in inglese Islanda? Cosa vuol dire Islanda? Terra dei ghiacci. Ho fatto inglese io, proprio da lì si staccano grandi pezzi di ghiaccio verso il mare. Chiudi gli occhi, è un regalo bellissimo. Ma dai. No, lo porti con te questo qua, lo porti in Italia, Qui porta fortuna se si brinda. Se poi l'alcolico è il canale numero 5, la fortuna si moltiplica. Scampa! Dove stai andando? Che non ti salti in mente di far la cacca qua. Perché non si può, vedi che c'è il segnale qua. Perché no? Perché è brutto, poi sul bianco così si vede, è brutto. I see trees of green, red. Siamo in visita nella capitale dell'Islanda, Reykjavik. Pensate che i 2/3 della popolazione di tutto il paese vive qua. Eppure qua è piccolissimo. Piccolino. Cioè, quanti abitanti ci sono? Come dire, Paramo, te avere qua. È la capitale più a nord dell'Europa. Fino al 1984 non si poteva avere un cane. Quello non è interessato. Ve lo dico io. no, ma non Dal 2009 non sono più McDonald's perché gli islandesi non mangiavano McDonald's. Abbiamo un impegno, un consiglio dei miei follower. Dobbiamo andare a visitare un museo. Che museo? Un museo del c***o. Vieni qui, ma portati anche gli occhi e il cuore. Io ti porto un gelato che non puoi mangiare.
ci si può soffiare il naso qua. È maleducazione, si fa in bagno. C'è scritto su internet perché è come fare la cacca in pubblico. Non puoi, basta. Really important. Okay, yes. La tieni questa in mano? Sì. Video? It's just video. I press Video. La calamita del canale. Una. No, Sì, ma il tono che abbiamo detto. La calamita del canale. La calamita del canale. La calamita del canale. Una canalamita. Perché proprio tu dovresti avere questa canalamita? La persona più convincente si vedrà sgnaccare direttamente sul frigo da me a casa propria questa canalamita.